Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, martedì 27 settembre. Le giornate europee del patrimonio 2022 hanno coinciso con le giornate nazionali dei castelli e si sono svolte nei giorni 24 e 25 settembre scorso. Il Forte San Felice ha partecipato alle iniziative esprimendo il concetto portato avanti dal comitato, quello di rendere il forte patrimonio di tutti. Le visite programmate si sono svolte sotto un tempo incerto e tutti i turni, 4 il sabato pomeriggio e 2 la domenica mattina, sono andati sold out, dando la precedenza a persone giunte appositamente da fuori Chioggia, anche se rimaste escluse dalle prenotazioni. Molti anche gli stranieri, a dimostrazione di quanto il forte possa diventare polo di attrazione culturale e turistica, un tesoro quasi sconosciuto anche per i cittadini di Chioggia. Il comitato ringrazia Marifari per la disponibilità messa in campo e il farista Nordio Diego per la fattiva collaborazione e la cura dei percorsi di visita. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Sono tornato sul posto dell'incendio alla fabbrica della Bottecchia, la fabbrica dove si costruivano fino a ieri le biciclette elettriche, e come potete vedere dalle immagini di questo video che sto girando, il fuoco non è stato ancora domato, quindi sono quasi le 9 di sera, le 21 di sera, e il fuoco continua ad ardere all'interno della... La testimonianza registrata che avete appena sentito è la testimonianza dell'amico Giuseppe Arpicelli di Cavarzere, che ha appunto anche lui un blog di comunicazione, Cavarzere Online, che praticamente domenica sera era ancora lì appunto a riprendere questa tragedia della fabbrica Bottecchia. Ma oltre che a domenica sera, anche lunedì, fino a lunedì sera, non sapevo ancora l'ora, ma fino a tardi, i vigili del fuoco hanno continuato a scaricare tonnellate di acqua sui focolai sotto le macerie, perché appunto ci vuole un sacco di tempo perché appunto per domare completamente l'incendio. E l'amico Arpicelli ci raccontava appunto del grande apporto che è stato dato dalla protezione civile di Cavarzere, perché vista la scarsità di pressione di acqua appunto per continuare a approvvigionarsi, e la protezione civile di Cavarzere ha messo in opera una motopompa che riusciva a caricare dall'Adige praticamente 6.000 litri in pochissimi minuti, in modo tale che le autobotti dei vigili del fuoco, invece di metterci almeno mezz'ora a essere rifornite, ci mettevano addirittura pochissimi minuti. Quindi all'altezza di lunedì sera, attorno alle 8 della sera, le immagini che vedete si riferiscono ancora all'incendio di domenica sera, ma ancora lunedì sera i vigili del fuoco erano ancora attivi per cercare di domare gli ultimi focolai appunto sotto le macerie.
Ieri mattina, davanti a uno degli imbarcaderi all'Isola dell'Unione, faceva bella mostra di sé un catamarano, insolito per il nostro panorama se non altro per le ragguardevoli dimensioni. L'imbarcazione, dotata di ampi spazi all'aperto, organizza tour in laguna con partenza e arrivo a Venezia, da un approdo dedicato lungo la riva dei Sette Martiri. Stamattina si trovava a Chioggia, significa che qualcuno ha deciso di partire da Venezia ed approdare a Chioggia. Purtroppo non c'era nessuno a bordo a darci delucidazioni su chi o come mai avesse scelto la nostra città come meta. Certo che per una città a valenza turistica come la nostra, vedere che qualcuno per qualche ora decide di lasciare la vicina Venezia per fare un giro nella nostra laguna, forse la città sta comunicando le sue qualità e peculiarità nel modo corretto. Avanti così. Allora, siamo alla cam, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della, diciamo, della commercializzazione che c'è da cam, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della cam, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente all'interno del territorio nazionale. Dunque, le immagini che vedete sono riprese dallo stesso video che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, un video tra l'altro ha avuto un notevole successo, in cui abbiamo fatto una specie di contraltare ad un articolo comparso sul Gazzettino in cui un avvocato di Bologna aveva criticato per una serie di motivi uno dei comandanti di ACTV, in quanto a suo modo di dire, a suo dire, il comandante non era stato abbastanza cortese e professionale alle sue richieste di essere imbarcato da Pellestrina in pratica con la bicicletta. Detto questo, abbiamo avuto un lungo colloquio assolutamente civile e cortese con l'avvocato in questione e che ci ha chiesto il diritto di replica. Quindi noi pubblichiamo come testo di questo video pari pari la lettera che ci ha mandato e abbiamo chiesto all'avvocato anche se è disponibile, potrebbe essere disponibile, ad un confronto tramite Zoom per parlare di questo problema dei trasporti di biciclette a Pellestrina in andata e in ritorno, che sta creando notevoli difficoltà e criticità nei confronti un po' di tutti, ma a nostro modo di vedere in modo non corretto e non giusto verso il personale di ACTV che lavora seguendo delle regole ben precise. Quindi speriamo, ci farebbe piacere questo confronto con l'avvocato in questione. Dal prossimo 29 settembre l'elisoccorso del suo M118 Falco sarà operativo dalle 9 alle 21 dalla base HMS di Pieve di Cadore Angelo Costola. Come aveva annunciato il presidente della Regione Veneto in occasione dell'inaugurazione dell'eliporto del Cadore, si realizza l'ampliamento dell'orario di operatività. È stato necessario un periodo di addestramento per gli equipaggi, ma ora l'elicottero potrà prestare il suo prezioso intervento anche dopo le effemeridi. Prima l'orario dell'elisoccorso si concludeva con il sopraggiungere del buio, invece dal prossimo 29 settembre si concluderà tutti i giorni alle 21, essendo stato il personale addestrato e abilitato al volo con visore notturno e l'elicottero certificato per svolgere le operazioni al buio.
La consigliera regionale Erika Baldini del Movimento 5 Stelle ha affermato di non poter restare indifferente alla polizia morale messa in atto contro le donne iraniane che vengono additate come colpevoli di non indossare correttamente il velo. La consigliera ha presentato una risoluzione diretta all'Assemblea che si svolgerà oggi a Palazzo Ferrofini, chiedendo che venga condannato l'obbligo di indossare il velo in pubblico secondo la legge iraniana, chiedendo l'abrogazione dell'articolo di legge relativo e di porre fine all'uso della violenza e della forza per reprimere le manifestazioni in corso. La risoluzione è appoggiata anche da Europa Verde. La risoluzione prende le mosse dagli ultimi fatti di violenza che hanno provocato uccisioni e torture messi in atto da parte del governo. Secondo la consigliera, il Veneto non può esimersi dal prendere una posizione. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 27 settembre, è la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.